come è morto, lo ricordo, lavora in un distributore di benzina ad Abbiate Grasso. Ad esempio c'era stato anche il periodo dell'allunaggio, sì, è vero. Insomma, perché non siamo mai stati sulla Luna, e non c'è solo quello. Su questo, sulle immagini che hanno ripreso, insomma, c'era il film, se non sbaglio, di Kubrick, sì. Poi ci si rifà molto al film del 73 di Capricorn One, esatto, insomma, sì, però sì. Potrebbe essere anche andata così, oppure no, perché? Perché tu lo scrivi sul libro, per questo te lo chiedo. Sì, no, ma ci mancherebbe, ma allora, semplicemente questo, allora, la NASA ha cercato in quei periodi lì, ed era praticamente un po' la moda di quel periodo, sia da parte della NASA americana che dall'ente spaziale sovietico, la corsa allo spazio. Chi sarebbe arrivato per primo sulla Luna avrebbe dimostrato la sua superiorità scientifica, missilistica e quindi di potere economico. La NASA ha un ottimo archivio fotografico presente sul suo sito, quindi praticamente è a disposizione di tutto il mondo, con chiare foto che dimostrano l'allunaggio. Il discorso di Kubrick è un po' particolare, perché lo stesso Kubrick, nel momento stesso in cui si facevano le prove per andare sulla Luna, quindi negli anni 68-69, non era neanche in America, ma era in Inghilterra e stava cercando un cast per un film su Napoleone, quindi è difficile combinare le due cose. Oltretutto anche l'impossibilità scenografica di poter costruire degli studi così ampi e grossi per poter creare al suo interno un set cinematografico che oggi con gli effetti computerizzati eccetera sarebbe sarebbe molto facile scoprire i fili che tirano piuttosto che altri effetti speciali che per il periodo potevano essere interessanti, ma ad oggi sarebbero ridicoli, basta vedere i film di Star Trek. Alessandro, tra poco ti faccio sentire una registrazione, così almeno facciamo parte e controparte proprio sull'allunaggio, però non tanto sul fatto che non siamo stati sulla Luna, ma su un altro argomento. Prima però torniamo in strada, andiamo dalla nostra doppia Genova. Giulio. E poi voglio esserti quando mandi in onda quella registrazione, sì, l'abbiamo già preparata, È sempre molto accattivante. Allora ti do una notizia che non è una notizia di cronaca nera, una volta tanto, ricordiamo che siamo a bordo della volante 12, dalla quale stiamo trasmettendo in diretta con il Corrado e Arturo. Diciamo che c'è un cittadino impiccato e io sono trovato, non so cosa vuol dire. La pazienza, il ceneritore, un attimo, perché stiamo accertando la nota. È vicino all'inceneritore. Una persona ha chiamato il 113 dicendo di essere bloccata, non sappiamo bene adesso perché la nota che è arrivata al 113, una nota piuttosto confusa, potrebbe trattarsi di una persona ubriaca, comunque la nota va accertata comunque, vicino all'ultimo ritorno di via di Rocca Sesta. Adesso c'è una volante che sta andando sul posto. Comunque, dicevo della nota, allora da Piazza Falcano al Corso si stanno muovendo una ventina di ragazzi vestiti tutti da Babbo Natale sui tacchini. Che bello! Sì, manca solo Paola. È una nota diciamo di colore, e li abbiamo visti poco fa che si preparavano a fare questo tour della città, tutti vestiti da Babbo Natale. Altri noti al momento non ce ne sono, è una serata molto tranquilla, d'altro canto non ricevo nulla. un attimo, poi rivediamo la linea. Io ce l'avevo marcato, sai che qualcuno doveva uscire qualcuno. Niente, era la nota di servizio, noi della linea ci risentiamo fra qualche minuto, voi fate, va bene? Allora torniamo con Alessandro Tesio, tu sai questa è una trasmissione che è molto in presa diretta con Giulio Galasso, doppia Genova, sulla volante della Polizia di Stato, quindi tutto ciò che accade nella nostra città, nella capitale, noi abbiamo proprio il polso. C'è questa notizia carina di Babbo Natale che sui pattini che girano per Roma.
Torniamo invece a noi, l'allunaggio, quindi l'allunaggio c'è stato, anche perché poi ci sono state delle foto che sono state mandate poi dalla NASA, sono state messe in rete, perché nel momento in cui ci fu l'allunaggio con l'Apollo 11 rimasero dei moduli, e poi non solo con l'Apollo 11, con altre missioni, perché almeno 12 astronauti insomma hanno toccato il suolo lunare, quindi su quello ci siamo. Però tu sai, Alessandro, che ci sono state anche delle comunicazioni strane durante quell'allunaggio, delle comunicazioni che non sappiamo se sono dei fake, se sono dei falsi oppure no. Queste però potrebbero essere state create anche da qualche complottista, perché anche queste cose, cioè i falsi, vanno alla grande e poi ci si tuffa come dei pesci su questi falsi, e molti falsi sono anche costruiti bene, se non sbaglio. Sì, allora, è pur vero che molti falsi sono costruiti bene, nel senso che è anche vero che ci sono parecchi pseudoregisti che si buttano nella creazione di filmati quasi veri, ben fatti, ma che lasciano magari nel particolare, nella creazione scenica, delle piccole cose, che sono una molla che spunta in alto sulla sinistra che nessuno vede, ma prendendo poi il filmato e scandendolo a bassa velocità si vedono dei piccoli ritocchi che ad occhio nudo in una televisione normale non sarebbe possibile, diciamo così, riconoscere, ma chi è già magari un pochettino, magari ad esempio il CICAP o chi per essi o Paolo Attivissimo, che sono un giornalista molto preciso su queste analisi. Ricordiamo, il CICAP è quel centro che praticamente svela tutti i falsi, credo che sia poi dalle parti in Lombardia, che svela tutti i falsi, tra l'altro l'abbiamo conosciuto anche tramite Voyager. Poi Paolo Attivissimo è il giornalista cosiddetto antibufale, che credo sia residente in Svizzera, tra l'altro. Esatto. E quindi questi filmati in alcuni casi grossolani, in altri casi fatti bene, ma comunque traspare un po' quella sorta di artigianalità che comunque si vede, insomma, e fa cascare un po' il contesto del complotto. È chiaro che di primo impatto sono sempre molto affascinanti, perché la moda e il fascino del mistero seguono una certa linea, però quando si parla a conti fatti di dati, numeri e diciamo così cose scientifiche, molte cose crollano di fronte a queste analisi fatte in un certo modo, ecco. Allora, noi stiamo per andare in pubblicità, non stiamo per andare in pubblicità, intanto dico alla regia di preparare la comunicazione, quella non tradotta, perché poi la risentiamo dopo la pubblicità. Prima però priorità immediata alla nostra doppia Genova. Giulio. Adesso questa persona, io di vostra scienza, allora intanto diciamo che sul posto c'è l'ambulanza, ci sono i vigili del fuoco, e c'è anche una macchina della polizia municipale, e questa persona asserisce di essere intossicata dal monossido di carbonio. Adesso non si sa bene, un attimo, vediamo di seguire. Guarda che lì c'è poco, stanno a mettere il fuoco, le hanno fatto il 272 della presenza. 272 della presenza, L'hanno trovato i vigili del fuoco. È una nota particolare questa. Ma non si sa bene dove si sia introdotta questa persona. Ma chi ha chiamato? Non si sa ancora? Sembra che abbia chiamato lui, però è tutto da accertare, perché la nota era estremamente confusa, per cui e comunque ha mobilitato il protocollo, quindi i vigili del fuoco, ambulanza e volante, adesso anche i vigili urbani. Comunque vi teniamo informati, vi rido la linea. Bene. Dunque, rimaniamo su questa notizia, noi tra poco ci fermiamo, però volevo farti sentire, Alessandro, Sergio, questa registrazione, mettiamo quella non tradotta, praticamente è una comunicazione in radio tra gli astronauti dell'Apollo 11, perché durante l'allunaggio c'è stata tutta una diretta che abbiamo seguito con Tito Stagno, insomma è stata in Italia una cosa storica, ma in tutto il mondo è stato storico, collegati con Houston e quant'altro, però c'è stato un momento in cui non erano collegati, e il momento in cui non erano collegati è uscita fuori questa registrazione che sarebbe stata poi intercettata, poi dopo spiegheremo anche come e da chi, dove gli astronauti comunicano con Houston, quindi con la base terra, alcuni elementi, alcuni dati molto molto inquietanti, anche loro proprio, si sente anche dal tono, e sono molto inquieti, molto in ansia. Allora noi adesso